Bagheria per risalire la classifica, Marsala per uscire dalla zona scomoda della classifica. Invece gli Sportisti Rino, Comuneri Bagheria e Bagheria, Marsala ottava giornata del campionato di promozione siciliana Girone A. Buon pomeriggio e buona domenica da Figo Alderale per questo match di cartello dell'ottava giornata. Arrivano i marsalesi a Bagheria, il Bagheria è una delle sorprese di questo campionato che è circa in zona playoff, ma condivide il punteggio 11 punti con 3 squadre, quindi una vittoria serve più che mai, anche perché è arrivato un pareggio la scorsa giornata contro l'Albalcamo. Invece Marsala, che ha 7 punti compresi i 2 punti di penalizzazione, quindi una zona scomoda, situazione scomoda quella del Marsala sicuramente, ma viene da 2 vittorie consecutive, quindi un buon momento per la squadra ospite. Terna arbitrale con la formazione che si dispone, le due formazioni si dispongono a centrocampo. Siamo pronti per partire. Bagheria in maglia gialla, completamente giallo, Marsala in maglia blu con bande bianche. Due capitani a colloquio, arriva la sesta settimana. Procida capitano per il Bagheria. Capitano Marsala invece è Valerio Genesio. Bagheria che in questo primo tempo attaccherà da sinistra verso destra del teleschermo. È una tipica domenica, non può sapere il tempo che comunque è nuvoloso, però forse no, non si sa, però siamo pronti a tutto. Inoltre la gara si gioca a porte chiuse per l'inagibilità ancora delle due tribune, però il Comune di Bagheria riesce comunque a ospitarci questo pomeriggio per questa gara di cartello, mentre gli assistenti stanno dando un check classico, direi, alle reti delle due porte, così disporranno anche loro per cominciare questo match. Simonizza del calcio batterà il Marsala, che probabilmente andrà subito a un lancio offensivo. Partita che comincia adesso, è cominciata Bagheria Marsala col primo possesso, la palla per Iannotti che gioca in verticale subito, anticipo di Procida, però questa palla è una palla un po' scomoda e arriva il numero 9 Rustico a provare a smistare questo pallone. Poi pallone largo, ripeto, giallo-flu praticamente, Costa che gioca da terzino sinistro praticamente, lui che è molto duttile, sa fare il centrale, sa fare anche il terzino destro. Oggi lo troviamo sì come terzino, ma come a piede invertito, nell'altra fascia rispetto a quello che è il suo piede. Ora Flamia mette il pallone in verticale a cercare Giorgio Stassi, pallone all'indietro, la copertura di Genesio a favore dell'estremo difensore Barbera. Posta ancora Genesio per pallone in verticale a cercare Rustico che alza questo pallone per Iannotti, subito la pressione di Fiorentino, poi la brutta uscita qui il Rocchi al Marsala che prova a distendersi col pallone in verticale, Pirotto che sguscia via, mette il pallone in mezzo, è arrivato il salvataggio da parte di Castone, poi la conclusione da parte di Iannotti, curato, parte forte il Marsala che vuole vuole subito far capire le intenzioni di questo pomeriggio. Una sgasa sulla destra, occhio lo scambio qui che poi non si chiude con Filippo Rollo con un atipico numero 28 e senta sostituisce il numero 4. Prova a spizzare Castone sulla rimessa di Flamia, rimane attacco il Marsala che guadagna una punizione perché sta andando fallosamente a contrastare qui. Riccardo Ferrari rinuncia all'under mister Tomasello, rinuncia a Miceli che è sicuramente un portiere promettente. Il brutto pallone regalato a Caracappa che può andare a larga su Fiorentino, oggi largo a sinistra in una difesa che è una difesa a 3 del Bagheria. Pallone in verticale su cui non arriva stavolta Caracappa che poi alza la gamba in maniera fallosa punizione.
Inizia per il Marsala con il capitano Valerio Genesi alla battuta, che potrebbe lasciare la battuta anche a Dario Zuckerberg, essere un difensore del Marsala. Trascorsi già 3 minuti, nessun sussulto se non una sgasata sulla destra del Marsala, che ha messo in mezzo sempre un compagno. Gaston mette fuori il pallone che arriva a 6 a suo campo, prova a mandare in mente questo pallone, poi Giannotti ancora buttati avanti, occhio anche al vento che può essere un fattore questo pomeriggio, soprattutto su questi palloni. Questo per esempio è facile prendere Riccardo Ferrari. Flamia gira il pallone, comincia il possesso del Bagheria con Flamia, pallone in verticale a cercare Mignone, ottimo l'appoggio, il pallone lungo a cercare Stassi, che deve intanto tenerlo in campo, lo mette giù, alzano la mano dei Marsala che volevano la pallina out, invece è buona per Stassi che si inventa l'imbucata per il tiro di Caracappa, che è partito in posizione irregolare, però la bandierina dell'assistente si era alzata con netto anticipo rispetto all'eventuale contatto che poi si era creato, eventuale contatto falloso poi si è creato fra Caracappa e Barbera, che intanto ha preso un colpo prima a terra, intanto fuori gioco e fa l'attacco per il Marsala. Lancio lungo, la propria spizzata, poi Fiorentino, arriva Nelli a fare giustizia questo pallone con il petto, prova a rispedirlo in avanti. Procida, capitano, e appoggia largo su Flamia col 2. Ancora Flamia va al lancio lungo a cercare Stassi, che si è mosso centralmente ma è anticipato. Badami mette giù questo pallone, contrasto con il centrocampista del Marsala, ha vinto il duello in questo caso il centrocampista marsalese. E punizione. Jonathan Celestini. Genesio lungo questo pallone a cercare la corsa di 6 a suo campo. Fallo ai danni Castani, che aveva fatto ottima copertura fisica. Lancio lungo di Procida, Stassi, forse dopo un colpo a Celestine, Caracappa prova a spedire in porta Mignone, il pallone dietro di Genesio che non era precisissimo per Barbera, che riesce comunque ad allontanare. Poi contrasta a centrocampo fra Anelli e l'altro numero 8 che è Vetrano, ha vinto il duello centrocampista marsalese con l'8, punizione per i bianco-blu. Rallo prova ad andare in verticale a cercare Giannotti, non è scomodo, allora Flamia Procida, Flamia col pallone in verticale per Mignone, che lo controlla dopo aver smorzato la gamba. Caracappa centralmente per appuntare, pallone con l'esterno, non male per Stassi, occhio al vento con la palla che prende una traiettoria particolare, deve andare a pulire questo pallone Genesi in fallo laterale e il Bagheria che guadagna metri. Ad occhio la disposizione tattica sembra quasi una difesa a 3, con Flamia che più secondo me un braccino di destra che un terzino. Comunque Castone molto alto, qui Mignone si è infilato in mezzo a 2 e subito un episodio qui con Mignone che aveva fatto una gran giocata filtrando in mezzo a 2, chiamavano un contatto falloso i bagheresi. L'arbitro lascia giocare, è andato via Seio Campus, cerca il pallone sul taglio per il movimento di Rustico. Celestin mette giù, occhio alla posta di Mignone, Celestin non vuole rischiare ma fa un tocco in più, alla fine riesce ad allargare. Ancora Celestin, manda il pallone in avanti, colpo di testa di Procida, la palla rimane lì, Procida con esperienza porta a casa un fallo. 7,5 trascorsi, 0-0 tra Bagheria e Marsala. Non sarà una partita facile sicuramente per quello che abbiamo detto inizio gara, cioè Marsala in un buon momento e quel -2 sulla classifica sicuramente deve essere tolto in qualche modo, se non può essere tolto burocraticamente, deve essere tolto a suon di prestazioni, a suon di punti, ma di fatto c'è Bagheria che è una delle migliori squadre
a livello di gioco, a livello di classifica, a livello di tutto di questo campionato. Stassi cade a terra, punizione, e batte rapidamente e regolarmente su Mignone che cerca l'imbucata filtrante per Caracappa con un pizzico di ritardo, uscita facile di Dario Zegal Barbera. Lancio di Genesio. Badami cerca Caracappa che prova a inventare questa sventagliata dall'altra parte per Gastone. Mette giù il numero 7. Prova a dialogare con Caracappa, poi Celestin a fare giustizia in mezzo al campo con lo stesso Russo che prende un contrasto da Flammia. L'arbitro non concede il vantaggio, si era mosso in verticale Vetrano con l'inserimento. Flammia finalmente quelli del Bagheria va a parlare specialmente Stassi con il diretto di gara, perché Flammia ha beccato il giallo per il primo fallo che è stato anche la panchina. Così dell'arbitro, perché spero che il fatto per farlo da gioco ci poteva stare, diciamo mette un attenuante a questo punto di vista. Barbera su Genesio, si abbassa Vetrano, lui prende campo e gioca sugli Annotti che allarga le parti di Matteo Mamone, intervento pulito di Fiorentino che può sgasare un po' a sinistra finché è a campo e finché non l'uomo addosso che arriva adesso, arrivata copertura da Monte rimessa a 3 per i Bagheria. Anelli riceve il 6, poi scarica su Costa che spedisce il pallone in direzione di Stassi che fa ponte, lo fa Genesio, il fallo a favore del Bagheria che ha battuto rapidamente e teoricamente rimporta con Minone che va pure fatto gol, ma c'è stata una battuta chiaramente regolare sia perché Stassi ha preso un colpo alla testa sia perché penso che quando è stata battuta posizione la palla fosse in movimento. Allora qui proteste perché forse Stassi voleva di più, voleva la sanzione disciplinare di cartellini per l'avversario, intanto il fallo è a favore del Marsala. Allora di questo che si presta la Stassi, perché non si è ben capito la dinamica da qui, si pensava che Stassi protestasse in realtà perché voleva un giallo per i gomiti un po' troppo alti, invece Stassi richiama per proteste chiaramente si fa la sua favore. C'è stato con Marsala. Davide Castone in bello stile con un sombrero su 6 euro Campus, poi non andare via, spedite in panchina collaterale in direzione della panchina di Marsala. Testa per allungare Badami, Vinnone, Badami prova a lanciare Stassi che ci va con questo pallone, Genesio rischia e perde il pallone sull'attacco di Stassi che l'ha aggredito bene. Stassi prova a passare di forza di gamba, Stassi passa regolarmente, prova a saltare anche Celestin che però fa un ottimo recupero, grande gamba di Celestin che ha rimontato Stassi. Procida all'indietro da Ferrari. Procida, Flammia, in mezzo c'è Minoni in una buona posizione, Flammia butta ancora un po' il pallone in avanti per la corsa di Castoni, disimpegno di Rallo, campanile con Stassi che la prende di testa, non c'è fallo su Celestina, allora Castone mette il pallone fuori perché Celestina ha preso un colpo al volto.
restituisce palla al Bagheria, che era in possesso, si pone fuori per il colpo subito a Celestini, che adesso si è ripreso. Flavia, Ferrara larga su cosa dicono due, un indisponibile importante che è Salvo Florio, qui sta tutto fare, il Bagheria, senza importante, ma il Bagheria infatti forse si è rinforzato proprio con l'assetto tattico di cui si parlava prima, mettendone forse 3 dietro, comunque sembra di esatto 3 con Fiorentino largo a tutta fascia e Gastone largo a tutta fascia a destra. Grande palla di Barbera spettacolare per 6 a suo campo, rimonta di Flamme che vorrebbe la rimessa e l'ottiene. Bel lavoro del numero 2 che è l'unico meglio di questa gara, ma qui ha fatto un gran lavoro di copertura. Tormina alza questo pallone, poi Minnoni in qualche modo, Gastone lo spinge in avanti per il colpestiro che colpisce Stassi, Celestin bravissimo ancora in mediana con la sua di rottura. Genesio gira per Rallo che spedisce in prima in avanti per Beltrano che altro una mezza stagione molto vicino a Rustico. Qui bello spunto di Matteo Mamona a destra, pal cross in mezzo, deviazione, poi la conclusione di 6 a suo campo, altissima, si era coordinato bene il numero 11 Marsalese, ma allora che termina altissimo sopra la porta di Ferrara. Quindicesimo, il primo quarto d'ora di gioco, 0-0, Costa, palla interessante, lungolinea praticamente per Samuele Caracappa che cerca meno tra le linee, tacco per Stassi che è rimasto dietro, Stassi gira bene questo pallone ancora, Celestini di mezzo, passa ogni pallone numero 5 del Marsala che sta facendo un avvio di gara prestigioso. 6 a suo campo, Celestino sbaglia qui. Allora Minnone con la palla buona cerca di imbucare per Caracappa, c'è il tocco e allora rimessa laterale Bagherese. Mauro, entriamo in partita, Mauro! Anelli, dai, su! Di più! Personalità ce l'abbiamo qualcuno, dai! Quindi Domani solo probabilmente squalificato. Pacchiaccio e Troia. Minnone, Gastone non sa sente andare al cross di prima, deve prima liberarsi di 6 a suo campo, Gastone cerca il duello e di spalle vuole portare a casa qualcosa, arriva il raddoppio su il Rallo, Gastone però non molla, carambola, eccola su 6 a suo campo e la rimessa per il Bagheria. Gastone con le mani a cercare Stassi che prova a prolungare di spalletta, Minnone col mancino, Barbera, primo tiro in porta e questo qui di Minnone su un'ottima sponda di petto di Stassi, ha girato col sinistro, tiro troppo debole per i pensieri dell'estremo difensore marsalese. Da Monte di testa per prolungare per Mamone, poi pallone buono per Caracappa che ci mette la punta, cerca di imbeccare Stassi. Genesio, Fiorentino ci crede, arriva sul palo numero 3 che va al cross in mezzo, è più una sventa del Caracappa che si fa prendere il tempo ancora dall'ennesimo recupero di Celestino, ma c'è calcio d'angolo per i Bagheria. Ferrara chiama Anelli, dice rimani, Anelli dice mi mette al limite, ok saltatori, Procida, Costa arriva Badami che ha centimetri anche lui da far valere, Stassi e Minnone a completare le maglie gialline del rigore, tutti in area del Marsala, tutti, nessuno rimane alto, batte Caracappa sul secondo palo, c'era Costa con i pugni, sicuro Barbera, poi Fiorentino per addirittura il destro al volo, uno nel suo piede, due, non è sicuramente la situazione migliore per calciare in porta in questa maniera, era sicuramente la migliore soluzione per evitare danni di ripartenza ed è questo che probabilmente Fiorentina ha fatto come obiettivo, rimessa dal fondo per il Marsala.
Costa. Duello qui con Vetrano, è arrivato Fiorentino, non c'è fallo su Vetrano. Procida, cerca il cambio di lato alle parti di Castone, poi Ralla contro lui. Lancia il 28 per Vetrano che è scattato via, posizione irregolare da come sembrava, comunque usciva Ferrara. Procida cerca di ricavare l'attenzione dell'assistente perché forse c'è la posizione irregolare. Anelli riceve il 6 e trova l'uomo, è Caracappa che si muove tra le linee. Stassi, il dialogo in velocità, l'11 e il 9. Stassi cerca il cambio di lato per Fiorentino. Caracappa cerca il sombrero qui su Damonte, fallo a punizione. Anzi, fallo di Tormina, non di Damonte. Punizione per i Bagheria. Occhio a questa mattonella, ottima per mettere in mezzo. Direi che come prima, saltatori ottimi sul pallone. C'è Badami, allontana Caracappa. In area arrivano i due centrali del Bagheria, Flamia rimane e poi Stassi e Minnone. Pallone basso in mezzo, Procida la gira col mancino e c'è stato il salvataggio, non so se di Barbero o di un difensore, comunque calcio d'angolo ancora per i Bagheria dopo la punizione. Rimane in attacco con un corner. Qua ha sorpreso tutti. Badami alla battuta battendo basso questo calcio di punizione. Adesso va a Caracappa la bandierina. Pallone che già sul primo palo, ancora Barbera con i pugni a anticipare. Stavolta Stassi che era in zona. Caracappa, 21 sul cronometro, 0-0. Ancora corner per i Bagheria. Caracappa stolta sul secondo palo. Costa scavalcato, Castone va di testa. Pallone sul fondo. Stavolta Caracappa è andato all'opposto a battere, cioè sul secondo palo ha trovato la testa di Castone che era l'ultimo uomo, l'ultima maglia gialla in ordine del Bagheria. Ha colpito ma ha mandato il pallone all'alto. Pronto al rinvio lungo Barbera. Genesio, capitano, suggerisce di salire, di far salire. Campanile alto, molto bene adesso questo pallone. Stassi si allaccia con Rallo, laterale Bagheria, qualche metro più avanti. Stassi di testa, chiama il cambio di Marsala, ma la battuta era regolare. Badami apre dove sta arrivando Fiorentino che controlla e Mancino passa, Fiorentino contatto, l'arbitro allarga le braccia, non c'è nulla, protesta ancora la panchina del Bagheria. che Fiorentina aveva saltato di netto. Mamone, il contrasto di Anelli, duro ma sul pallone. Caracappa poi sbaglia tutto, allora rimessa per il Marsala, proteste di Mamone nei confronti del direttore di gara, sia per il Marsala ma anche per il Bagheria che poco fa reclamava il contatto falloso su Fiorentina. Vetrano, Giannotti apre su Seias Ocampo, sempre liberissimo, lui ci cerca tra le linee il pallone per Vetrano che si è inserito, ottimo arrivo di Procida in chiusura e tempo laterale.
mani in rallo. 6 a suo campo, torna dal 28 e prova a sfondare su Gastone, non riesce, poi il tiro del numero 11 che non direttamente in porta, Rusti che infatti voleva il cross, arriva Ferrara prima di tutti. Flamia, Aneli, imposta lui, Gastone che è liberissimo, va in verticale a cercare Stassi, sbaglia con questo disimpegno Genesio, ma la palla è sempre nel Marsala. Vetrano, anzi Iannotti cerca qui, 6 a suo campo, è passato Sanelli, sgambetto del 6, fallo ai danni dell'11 Marsalese, punizione. Metà campo praticamente. Marsala che, come sappiamo, aveva avuto un trascorso in Serie D. Ok, questo pallone in mezzo, nel frattempo rimpallo, fallo in attacco ai danni di Procida che aveva preso molto bene posizione. Ha avuto un passato in Serie D l'anno che il Palermo era in Serie D, giocare anche contro, ricordo messo la prima giornata del campione di Serie D, quindi il Palermo 1-0 a Marsala. Istituzione societaria che è costretta a ripartire dalla promozione. Bello il controllo di Iannotti, palla tra le linee a cercare Rustico che fa bene la sponda su Tormina, arriva Rallo a sostegno servito, fa partire il cross da 3/4, Procida svetta di testa su tutti, poi Fiorentino molto alto, Fiorentino cerca questo pallone lunghissimo per Stassi, poi Barbera aveva tutto lo spazio molto tranquillo del mondo, invece è andato anche lui a spazzare. Gastone ripulisce questo pallone, dice mettiamolo a terra, serve Minnone, serve Stassi, movimento di Caracappa, Stassi arriva ai 30 metri, non calcia, preferisce allargare per Gastone che si apre, si arcua per il cross in mezzo, Minnone non arriva, ha messo fuori Taormina. Allora può uscire Marsala con Iannotti, gran palla in verticale per Vetrano che per dentro ormai fa l'attaccante, va a puntare Procida, dove fra l'otto marsalese prova a rientrare ma sbatte contro un muro che si chiama Procida, che poi prova pure a portare a casa il fallo ma lo commette, punizione. Procida ha cercato di mettersi davanti a Vetrano che è stato bravo, pur non avendo saltato il capitano riesce comunque a portare un ottimo bottino, diciamo, da questa situazione. C'è il calcio di punizione praticamente al limite dell'aria, sul pallone Iannotti e Seiao Campo che sono i due ragazzi con forse più qualità del Marsala. Allora Seiao Campo si allontana, quindi rimane solo indiziato che Iannotti, che sistemando il pallone, sta per contare i passi. Ferrara sistema 4 uomini in barriera. Rincorsa parallela, va Iannotti, palla conclusione Spilen che termina altissima, è facciato malissimo. La conclusione a giro, tra l'altro sul secondo palo, conclusione che termina altissima. Va al lancio a cercare Stassi che prende posizione, spizzi di testa per Minnone che lascia la palla dietro, non gli dà spazio Genesio, Minnone lotta anche contro Seiao Campos che guadagna con le mani in rallo, cercare un movimento Rustico, stavolta prende lui di testa Procida contro Vetrano, rimpallo, poi Procida da terra come un danzatore di breakdance, questo è trappola. Adesso Ferrari richiama in posizione Stefano Procida. Genesio
Si accentra, poi prova a penere, grande palla alle partite. Mamone che mette in mezzo deviazione, poi lontana Procida. Che palla aveva inventato Genesi a tagliare tutta la difesa del Bagheria. Aneli butta a terra Tormina, fallosamente con l'arbitro che era a pochi metri, punizione. E in Marsala piano piano si sta rendendo fastidioso. Anche con la palla di poc'anzi, da parte di Genesio che ha imbeccato Matteo Mamone sulla destra, che aveva battuto tra l'altro un taglio. Il pallone è sempre Iannotti che invece lascia battuta a Damonte che va di collo pieno, pallone alto. Rinvio lungo di Ferrara, cercare Gastone che ha messo giù ma la palla è uscita. Questa Marsala. Ricarica Rallo, guadagna metri, nel frattempo sempre a formazione bianco-blu. Rallo di testa, Flamia vola in cielo. Minnone per Fiorentino, palla scomoda in orizzonte, ne approfitta Mammone che ha capito tutto. Mammone forse si aiuta con un braccio, senza forze perché l'arbitro è lì, lo vede e sancisce calcio di punizione per il Bagheria. Mammone si è aiutato troppo con il braccio. Vabbè, imbucato per Vetrano che stava tagliando. 31 sul cronometro, 14 alla fine di questo primo tempo più recupero. Procida, Flamia, adesso inizia a più vigilare. Badami, bel movimento per aprirsi una panoramica sul campo. Trova Minnone che torna al numero 8. Aneli a sostegno dell'azione. Arriva largo anche Fiorentino, Anelli conquista campo, si mette in propria, allarga per Fiorentino, cross con l'esterno di prima, mette via Rallo, ma Fiorentino era in posizione fuori gioco, forse più di rientro, perché si aspetta la palla in priorità di Anelli, che poi ha fatto un altro tocco, e poi lì è tornato, ha fatto un passo indietro, Fiorentino non è riuscito a tenersi in gioco, e quindi fa in attacco. Rustico, Tormina, è iniziato con mezzala a sinistra, adesso è sul fronte destro. Mamone lotta con Costa, arriva il raddoppio di Fiorentino, rimessa per il Bagheria. Mamone che non è riuscito a guadagnarla. Minnone trova Stassi con Damonte alle spalle, Stassi con una sorta di ruleta prova a passare, passa anche su Celestini, gran giocata, poi manda in porta Caracappa, gran recupero di Genesio che mette il turno, praticamente rimonta Caracappa su questa giocatona di Stassi che ha fatto una giocata in mezzo a tre girandosi, poi imbucato per Caracappa che per solo recuperato. Fiorentina la battuta della rimessa laterale. Sovrastato qui Anelli da Tormina, la rimessa è comunque per il Bagheria.
Minnone contro possibile su Celestin, la rimessa è per il Marsala. Minnone è incredulo. Badami mette giù questo pallone. Minnone anticipato. Arriva Gastone, che può andare al duello in velocità contro Seiocampo. Gran numero di Gastone, che dispara, si gira e passa. Poi va al duello contro Celestini. Ha due addosso adesso Gastone, che da terra prova a far qualcosa. Guadagna solo rimessa. Non so, neanche quella, rimessa Marsala. Rallo, lancio lunghissimo all'inizio Vetrano, procede di testa, mette fuori. Poche occasioni, forse una a testa se vogliamo, ma l'unico che importa per ora del Bagheria è stato il sinistro di Minnone sulla sponda di Stassi, che era stato parato semplicemente, facilmente da Barbera. Intanto facciamo per il Marsala. Basta che non ha mai calcio d'importanza, c'è stato un sussulto nei primi secondi di gara. Adesso calcio d'angolo, ancora 10 a giocare di questo primo tempo. Pallone in mezzo, Ferrara non esce, Stassi mette fuori, poi la conclusione deviata, la palla rimane di Ferrara con personalità anticipa Rallo. C'è stata la conclusione niente male di Vetrano, che poi è stata deviata, ma non era una conclusione potente, quindi grazie a poter sorprendere Ferrara, che rimane a terra blocca. Tra l'altro c'è anche fallito fuori gioco, forse fuori gioco giocatore che cosa da rispetto. Ferrara, lancio lungo, Stassi la prende di testa, che quasi con rabbia allontana questo pallone. Fiorentino con le mani, cerca movimento tra quello di Minnone. Fiorentino, cross interessante per Stassi di testa, che prova a saltare sulle spalle di Rallo, che però arriva prima. Flamia, pallone centrale, Minnone è un po' nascosto, ma prova ad andare a rosicchiare le caviglie di Rallo, che resiste. Procida, buca l'intervento, palla che schizza sui piedi 6 a suo campo, prova ad andare via su Gastone, cambia spunto, il numero 11 che entra in aria, da sinistra Gastone tocca il pallone, non molla, 6 a suo campo e poi allontana Costa per liberare. Rimessa del Marsala, che piano piano infastidisce sempre più il Bagheria. Una squadra che sicuramente, dati gli ultimi risultati, è venuta qui a giocarsi a viso aperto. Cross di 6 a suo campo, Costa di testa, di nuca più che altro, l'importante era levarla dalla testa di Vetrano, calcio d'angolo Marsala. Battere il corner Iannotti, in area rustico Vetrano, arriva da Monta, arriva a Rallo e Genesio. Pallone in mezzo, colpo di testa di Damonte che va a vuoto. Fiorentino, occhio perché c'è camper Fiorentino che non si intende un Caracappa, che era andato lungo. Poi bella questa imboccata per Genesio, subito aggredito da Costa, Genesio mette in mezzo, forte e testo, troppo facile però per Ferrara. Bella braccia a cercare la palla un po' lunga, Minnone si impegna e la tiene.
prova a prendere la fascia, punta Vetrano che ha fatto il recupero, finta di Minnone che poi va dentro la Stassi che è partito forse in posizione regolare, Barbera con le mani evita che Stassi possa arrivare sul pallone, era già pronto al pallonetto Stassi. Gran recupero di Badami, ingabbiato, Minnone deve cambiare fronte, non lo fa, cercare l'imbucata, lo fa adesso, Fiorentino, cross in mezzo a cercare Stassi, forse per in fuorigioco, comunque la palla non gli arriva per l'intervento di Genesio che è dietro al momento, è stato puntualissimo, limpido, Celestine. Occhio al contrasto qui fra Anelli e Tormia, se la cava il 6 Marsalese. Rustico, bella giocata per aprire su Damonte che ha molto campo, a sostegno dell'azione c'è Matteo Mamone, servito, Mamone va al cross in mezzo, Procida di testa, non si può sorprendere. Fiorentino deve liberare, lo fa così, Badami svirgola e poi alza troppo la gamba e commette fallo, incinita di Badami che è andata a vuoto e poi fatto fallo. Sei inutile, devi uscire! Avete un po' di gambe tassate, è inutile! È buono, dai ragazzi! Punizione, credo una mattina interessante per il Marsala. Damonte e Iannotti, una grande Iannotti che deve un po' farsi perdonare, diciamo, la conclusione sballata di prima, sempre da trovato là, praticamente la stessa distanza ma eravamo più defilati sulla sinistra, adesso siamo molto centrali, infatti lì vicino c'è anche il Rustico e si può pensare a una botta centrale potente, anche di precisione come vuole Iannotti, visto che siamo centrali. Vediamo chi va, c'è anche Damonte. La barriera sembra molto vicina. Damonte tocca per Iannotti, deviazione, c'è corner. Corner da sinistra per il Marsala. Verrà sistema sempre i suoi di rigore, cambia sul palo e Gastone lì vicino, fatto il corner Ferrara con i pugni sicuro, la vuole tenere viva però Tormina, anzi ancora Iannotti, finta, salta Danelli, prova la conclusione, esce per un destro rasoterra che colpisce Gastone, rimessa a terra. Rallo con le mani, aspetta ancora un po'. Gastone addossa a Rallo, poi Minnone non riesce a controllare questo pallone che è un po' pazzo, rimbalza in maniera strana. Quindi c'è stato un ponte su Rallo ma non falloso. E la rimessa per i Bagheria adesso. Gastone spizza per Minnone in mezzo a due, non c'è fallo, forse c'è vantaggio. Stassi contro Celestino, altro bel duello, Stassi, fallo, fallo. C'è punizione, penso di andare lungo, invece va corto su Flamia. Cambio di lato per Costa. Poi il numero 4 a sventagliare, a cercare Fiorentino di testa Damonte in copertura. Raccoglie Caracappa, raccoglie bene con un controllo Damonte. Celestin pressato a Caracappa, se la cava, Iannotti si addormenta, si sveglia Procida.
che legge bene questa situazione, scucchia in mezzo per Stassi che deve puntare il rallo, gira, deviazione, non so se il calcio addirittura in porta. Giorgio Stassi, non c'è deviazione, pallone alto sulla traversa, è rimessa al fondo per il Marsala. Genesio, lui scelto per la prima impostazione, il capitano porta avanti il pallone, rustico a voto però, allora Costa, Badami troppo sufficiente questo passaggio in mezzo al campo e poi restituito al Marsala che sta ancora facendo la partita quando mancano 40 secondi alla fine del primo tempo, più recupero eventuale. Celestina all'indietro da Damonte, perfettamente allineata la difesa del Bagheria qui su questa situazione, perché il Marsala ha dato molte volte di lanci, quindi non sta attenti a non farsi spalcare. Flamia, a proposito di lanci, dalle parti di Stassi che controlla quasi di collo, Celestin sempre lì, rimpallo con la palla che schisa su Minnone, Stassi scarica, Anelli arriva a sinistra puntuale Fiorentino, la palla è ancora un po' troppo debole, ma Monaco la prende, si va Fiorentino, scasa 17 a campo, però salta pure Costa che va di spalla, grande intervento pulito di Costa e Procida poi andando in proiezione il pallone, piomba addosso Matteo Mamone e finisce il primo tempo senza recupero, 0-0 alla fine dei primi 45 fra Bagheria e Marsala, molto equilibrio in campo e ancora reti bianche. Torniamo tra poco per il secondo tempo. Caccia al tris in campionato contro un avversario di rango in una sfida tra matricole che tutto vogliono fare meno che soffrire in questo campionato. Amici di Sportisili, buon pomeriggio, anzi buonasera da Carini, da Francesco Cammuca per la sfida di campionato di Serie B Girone H tra il Mistral Carini e il Marsala Futsal. Si può giocare con la palla giocata in avanti, con il controllo da parte di Gabriele Barcellona, poi la conclusione parata da Giglio, primo tentativo della gara. Poi cercata qui la corsa da parte di Patti, fermato, Muro, guarda la porta! L'assist vincente per Nino Cascino che sblocca il risultato, è 1-0 subito per il Mistral Carini. La Rosa. Marsala che ha subito mandato nella mischia il suo straniero, mentre intanto Muro, conclusione che attraversa tutto lo specchio della porta. Già sbloccata la partita dalla rete di Cascino, opportunista sul secondo palo, qui Barcellona riesce a passare, ancora Barcellona fermato, Patti, la respinta di Giglio sempre molto presente, Tendero, conclusione ancora, Pepe Giglio a dire di no, Muro. Serie di finte su Tendero, poi la palla da Cascino che prova in qualche modo a tenerla, la tiene, gran giocata di Cascino, poi la Rosa, in spaccato il portiere, ma non può nulla su Muro che fa 2-0 qui, bravissimo Cascino a costruire, bravo però l'estremo difensore marsalese a respingere sui piedi però di Salvo Muro, 2-0. Barcellona che vanta il titolo vinto l'anno scorso, mentre intanto Giglio vola su Tendero, nuovamente la Rosa, prova a passare, la Rosa, serie di finte, evita Pierro, ancora la Rosa, passa, tocco per Muro, la respinta, poi non riesce il tap-in a De Pico, la Rosa cerca sempre di abbreviare i tempi della giocata, Filippo Giangrande, qui la Rosa con la gran giocata dentro Muro, steppato, si scontrano in tre, chiuso poi Foderà, Giangrande, la palla per la Rosa, servizio dentro, Muro, alle stelle Muro, Pierro, Tendero col velo che non viene raccolto dai compagni, Palazzotto fermato, arriva Pierro a chiudere, poi c'è spazio per l'avanzata di Foderà, Tendero con la conclusione respinta da Giglio, serie di finte,
Cascino prova a passare, la fa scorrere, la paratona di Taormina. De Bartoli, Patti, De Bartoli con lo scambio che non si chiude, poi la palla rimane lì, conclusione, e palla che si perde fuori con Patti che non riesce a concretizzare. Muro accelera su De Bartoli che allunga i tentacoli, poi Palazzotto per Muro, la sterzata, Muro fermato, arriva Palazzotto, c'è il fischio e dovrebbe essere calcio di rigore dalla mezzaluna e poi il fischio. Dopico contro Taormina, Dopico la tocca Taormina ma non la può, è il gol del 3-0 per il Mistral Carini. Blocco di Patti su Gianbanco, poi Barcellona per Patti, Tendero prova a scartare su Palazzotto, gran conclusione, grande parata di Giglio, 13 secondi, Patti attende l'arrivo di Tendero, lo chiude Palazzotto, poi si gira e calcia, ancora Pepe Giglio, Patti, pallone per Barcellona che prova a muoversi, ancora Barcellona, chiuso, calcia sull'esterno della rete Gabriele Barcellona. Dunque si allarga, intanto Gianbanco fermato, ancora Gianbanco, l'uscita di Taormina e poi la palla che va fuori, Cascino, le finte, Cascino chiuso da Pierro, Dopico, punta Pierro, Dopico sinistro, deviato e la deviazione da parte di De Bartoli decisiva ai fini di quello che è il gol con cui il Mistral Carini si porta sul 4-0. Manca ancora tanto, 13 minuti 19 secondi. Cascino, sinistro! Sopra la traversa, Nino Cascino lo stava per rifare brutto. Poi Palazzotto, scontro con Barcellona, si gioca, Giangrande dall'altra parte, 2 contro 1, Giangrande, palla per Dopico, la respinta di Taormina. Giglio, lungo su Dopico, c'è il liscio di Patti, Dopico dentro! E la rete del 5-0 del Mistral Carini, la firma Palazzotto. Qui l'errore di Patti fondamentale, bravo a farsi trovare pronto Mike Palazzotto, e time out chiesto da coach Giacalone. Palla in avanti intercettata, poi alla meglio il Mistral, Muro se la allunga troppo, alla meglio allora dall'altra parte il Marsala, 4 contro 2, conclusione deviata, palla in angolo sul tentativo di Patti, Pierro, Patti, ancora Pierro, Tendero, non collassa la difesa, poi Barcellona, tiro deviato, arriva Foderà, pallone che rimane lì e alla fine Barcellona con deviazione trova la prima rete in questa partita nel Marsala che si porta sul 5-1. Tendero, Pierro, ancora Jesus Tendero, dall'altra parte Barcellona, la sensazione del gol, Foderà, palla alta, se lo divora qui Foderà, Patti, Tendero, palla dentro, in qualche modo Giglio, poi Patti la controlla, calcia e la palla passa in qualche modo ed è buona per Alessandro Patti, accorcia ulteriormente le distanze del Marsala sul 5-2. Qui la pressione di Muro con la portavuota, Muro, palla dentro, Cascino, 6-2, qui un'ingenuità del Marsala regala a Nino Cascino il gol. Di nuovo 4 lunghezze, Cascino la recupera, ancora Cascino, solata su Pizzo, gran giocata, Cascino, non ci sono più parole per lui, l'ha segnato a portavuota per carità, ma lo scippo e la solata di Nino Cascino valgono qualora ci fosse il prezzo del biglietto. La rincorsa da parte di Muro che guarda la porta, non perfetto Taormina, 8 è il numero di Muro, 8 anche i gol del Mistral Carini che vola sull'ottovolante, 8-2.
ancora Tendero, lungolinea, Barcellona la difende contro Giangrande, ennesimo duello tra i due, palla per Tendero, Giglio che poi calcia via il pallone, che bravo Giglio anche oggi. Patti, l'intervento di Palazzotto, grande giocata ancora, Muro, guarda la porta, ancora Muro, e sono 9 per il Mistral, che allunga ancora con l'ennesima grande giocata di Muro. La rincorsa di Muro molto lunga, fischia l'arbitro, Muro! Un bacino al palo e palla dentro ancora. Un pazzesco salvo Muro. Sterza, lo ferma Palazzotto. Poi Megna per Giambanco, la sterzata, Giambanco ancora, Giambanco calcia, respinto, ma finisce qui. Il Mistral Carini vince, anzi stravince contro il Marsala Futsal, finisce 10-2. Squadre che tornano in campo per il secondo tempo, 0-0 fra Bagheria e Marsala alla fine dei primi 45. Marsala che era entrato negli spogliatoi nel break, mentre il Bagheria è rimasto qui in panchina con l'istruttore che ha dato una bella striata. Con orecchie indiscrete abbiamo sentito un po' quello che si sono detti, questo è il vedo di ogni tanto non andare negli spogliatoi. È sicuramente un Bagheria che non è stato all'altezza a livello di prestazione di questo primo tempo, ha comunque creato, però il Marsala sta dando molto fastidio alla formazione di casa. E adesso pronti per il secondo tempo, inizio per il Marsala, di questo secondo tempo. Si riparte con gli stessi 22, stessi 11 per il Marsala, stessi 11 per Spirito Masello, che è squalificato quest'oggi. Si riparte. Costa. Fiorentino in verticale per Caracappa, alla uscita però Caracappa aveva subito la lunga del pallone per andare via, ma alla uscita è rimessa a Marsala. Questa è stata una vuoto, Procida col braccio destra regolarmente, tra l'altro la palla esce alla rimessa per Marsala. Mamone ha il problema di girarsi, viene raddoppiato, allontana Fiorentina. Stassi arriva prima di Celestine, scarica su Badami, sta arrivando con un treno a destra Castone, Badami è lui che va a servire, la palla un po' lunga, Ralli in vantaggio, spazza via ma colpisce Castone, la palla è ancora buona, Erralo deve ancora allontanarla, Badami la mette giù, serve Stassi, controllo, è proprio di girarsi, contrasta un Celestine, non c'è fallo, arriva Anelli con una gran giocata con una ruleta, vince il rimpallo, apre su Minnone che la porta sul destro che sarebbe il piede debole, passa con rimpallo, poi la palla che finisce sul fondo, ancora sta a prestare soprattutto sulle ginocchia perché ha preso un colpo al posto.
Ancora per battere! Dai raga! Guarda amichevole, di più! Genesio. Non arriva. Questo pallone 6 a suo campo, uno dei migliori del Marseille del primo tempo, senza però avere grandi occasioni. Rimessa con le mani per il Marsala. Costa lascia sfilare, Ferrara arriva. Ancora Costa. Fiorentino. Allunga per Caracappa, butta giù da Monte, punizione. Posizione il pallone Costa, il punto di battuta. Flamia. Avanzi numero 2 del Bagheria. Lì vicino c'è Badami, servito Castone. Alza per Minnone che non riesce a mettere giù. Castone lotta e va a disturbare Tormina che cerca di allontanare il pallone punizione per il Marsala. Passati 3-20. Battere Barbera, portiere Marsala che fa 6 suoi, vuole andare a rinvio lungo sulla sinistra a cercare 6 a suo campo, non arriva, forse neanche ha dovuto saltare per vincere questo duello. Rimessa tra per il Bagheria, si avvicina Stassi, è stato un cambio di termine perché la temperatura inizia a abbassarsi. Badami palleggia ma sbaglia Flamia, era arrivato Iannotti ma non riesce a portare avanti il pallone. Neanche Stassi, che viene giustiziato ancora una volta da Celestin, che ha fatto un primo tempo sontuoso. Ha dato su ogni pallone, ha vinto tanti duelli, è stato uno dei più fastidiosi in campo. Che fastidioso credo sia il termine adatto per definire la prestazione del Marseille al primo tempo. Qui a voto Flamia che ha sbagliato l'intervento, calcia Vetrano sul primo palo, pallone sul fondo, c'è calcio d'angolo. Flamia protesta perché voleva il fallo di Vetrano, calcio d'angolo bianco-blu. Allora, diretti in mezzo, di testa allontana Gastone. Ancora Gastone. Scusate, Giannotti cerca il movimento di Rallo, che esce in out. C'è fallo in attacco, inizia per il Bagheria. Se ne incarica direttamente Ferrara di questa continuazione. Minnone non arriva sul pallone, allontana 6 a suo campo direttamente dalla tribuna che è in ristrutturazione, quindi fallo laterale. Minnone. Bel lavoro qui di Vetrano, arriva
a sostegno Mamone che fa tunnel a Fiorentino e se ne va. Sgasa a destra Mamone, pallone a rimorchio, sta arrivando Rustico che conclude col sinistro, pallone alto, bella azione del Marsala questa qui, condotta da Mamone che ha messo un gran pallone al limite per Rustico che manca la porta però. Prima mezza occasione del secondo tempo. Minnone prova ad allungare per Gastone, Cerrali in vantaggio. Rimessa Marsala qui. Bravo, con un movimento incontro, alla fine va lungo. Anelli deve allontanare, Badami prolunga, Celestin, poi Anelli di tacco addirittura. Celestin. Gastone non fa filtrare. 6 a suo campo, rimesso. Rallo prova a prolungare di testa Procida. Celestin. Largo c'è Mamone. Si va sempre a destra ma qualche metro dietro da Damonte che spinge, inciampa al momento di crossare su se stesso, dentro il gioco Mamone. La punizione. Costa. Lancio lungo, cercare Stassi che però prolunga di testa, poi Genesio. Mamone, bel controllo di coscia. Scivolata di Fiorentino che prende il pallone, Anelli, porta avanti, cerca di tenerli in campo, ma la palla uscita è rimessa sempre per il Marsala. Cosa ancora molto confusa di Gazza. Mamone mette questo pallone in avanti per Vetrano. Anelli riesce a controllare il corpo a corpo, si fa sovrastare, cross di Tormini in mezzo. Sul secondo palo non c'è nessuno, sbaglia Gastone, 6 a suo campo con un sombrero sontuoso. Gastone, che intervento di Davide Gastone che da dietro ci mette il piede e interviene. È pronto un cambio per il Bagheria, è pronto all'ingresso Carmelo Virzì, oramai numero 13. Lo vedete qui pronto a entrare. Damonte, bisogna cambiare qualcosa il Bagheria. Fiorentino contro Damonte, fatte 17. E infatti c'è il cambio di Bagheria. Viene Caracappa ed entra Virzì. Vediamo se cambierà qualcosa dal punto di vista tattico, proprio come modulo, come sistemazione. Intanto fuori Caracappa, dentro Carmelo Virzì. Caracappa che sicuramente è una brillata, ha avuto anche una partita un po' complicata perché una difesa molto fisica, ben sistemata. Entra Virzì che si mette largo e si alza Fiorentino, che Fiorentino sappiamo non è sicuramente un terzino, anche se ha fatto più l'esterno a tutta fascia praticamente oggi. Rimessa per il Bagheria, quindi Virzì è andato largo e Fiorentino si è alzato l'esterno alto ancora più. Costa. Stassi di testa per Minnone, sta arrivando Fiorentino. Minnone lo vede, Fiorentino sfila a sinistra, prende il fondo, Genesio di spalla e poi comunque calcio d'angolo. Qui si allacciano poi Genesio e Fiorentino. Fiorentino molto nervoso quest'oggi.
sbagliato anche Barbera, intanto rimesso al fondo, non penso che abbia dato calcio d'angolo l'arbitro. Anzi si è dato calcio d'angolo e lo va a battere Minnone. Di nuovo in diretta, ci scusiamo per il disagio e l'interruzione. Stassi dentro per Fiorentino che rientra, prova, adesso è troppo strozzato. Matteo! Sei il terzo di là! Rinvio lungo, Costa di testa, Anelli traspia in avanti, un trastro con Tormina, trattenuta dopo il gioco frente, adesso sta diventando una partita pesante. Il fallo è a favore del Marsala. Protesta Minnone giallo, seconda ammonita da gara dopo Flamia, adesso anche Minnone. Basta Marco! È la nostra! Ovviamente anche nei confronti del diretto di gara, giallo nei confronti di Minnone. Genesio in mezzo, Anelli di petto ha controllato bene, brutta posizione di Genesio e allora Bagheria riparte con lo scatto di Minnone servito molto bene da Maurizio Anelli. Minnone ingaggia l'1 contro 1, rientra sul mancino, cerca Stassi, si è staccato la marcatura, controlla male, a sostegno però c'è Anelli che assalta l'uomo, arriva Virzì che si impegna per tenere il pallone in campo, ci esce, va il cross teso in mezzo, rimpallo, Stassi, la gira Stassi, facile per Barbera, anche male, però azione bella di Bagheria, ordinata. Si scalda anche Morana nel frattempo, perché questo ragazzo che è arrivato da poco e già promette molto bene. Tra poco si entra in tre. Anelli, Minnone apre bene su Fiorentino che fa il sombrero, Mamone Cangiava di Fiorentino che è passato, destra di Fiorentino diventa un cross, arriva Gastone Ferrara, anzi Barbera, che parata ha fatto Barbera, super su Gastone, praticamente il destro svirgolato di Fiorentino è diventato un cross, è arrivato Gastone col sinistro al volo e Barbera vola all'incrocio, la prende, eccola l'occasione più importante di gara finora. Con Gastone che si dispera, ma che parata ha fatto Barbera, corner, batte Minnone, primo palo, allontana, Rustico, raccoglie ancora Minnone che può riproporre il cross, in mezzo ancora un po' troppo corto. Poi Flamia, non sbaglia il tempo del colpo di testa, Badami contro Celestin, rimpallo, Vetrano raccoglie questo per il Marsala, poi in bastiera la ripartenza. Celestin, largo arriva Mamone, servito. Mentre se c'è Gastone che momentanamente ha cambiato fascia, cross in mezzo, Rustico per controllare, per far passare questo pallone, ha sporcato Costa non con il braccio però come reclamava Rustico e lo Anelli va a lanciungo per Stassi, è partito in posizione regolare, Genesio arriva lui sul pallone, Anelli, Fiorentino non controlla, Virzì prova a dialogare con Anelli che però rientra, deve scaricare, si apre il campo. Largo c'è Gastone, servito numero 7, male però, comunque tocca 6 a suo campo, rimessa a Bagheria. Minnone, profustato per il fallo che non è stato fischiato, fa corpo a corpo. Celestin. Per Damonte, più alto lui stavolta che Mamone, che comunque arriva, Damone si addormenta e allora ruba il pallone Virzì, c'è il momento di Stassi, servito male però per la telefonata per Genesio, ne ha approfittato Virzì qui. Recupera posizione Virzì,
e il Marsala gioca Occhio Carmine, vai l'arco! con gli Annotti dentro, cercare i movimenti rustico, palla improponibile, esce Ferrara. 66, sempre 0-0. Allora, si è staccata diretta poc'anzi, il cronometro è un po' orientativo, dovremmo esserci. Palla in verticale di Mina, interessante per Stassi che va col destro al volo. Già la panchina quando Stassi in prossimità dell'area di rigore si alza perché sa quello che può combinare, ma qui c'è un'ottima copertura di Genesio, anche lui, ottima prestazione in questi primi 66 di gara. Ernesto Mucco in aria, Marsala che va con tutti in aria, perché questo sa della potenza del Bagheria. Palla sul secondo palo, Costa la prende, la palla rimane lì e Costa non riesce a arrivare sul pallone, la tocca per ultimo Fiorentino. Anelli a sostegno, nel frattempo Barbera alla botta che ha preso su calcio d'angolo. Anelli a muso duro col dietto di gara, punto punizione per il Bagheria. Ha preso il pallone Stassi, vuole essere ancora lui l'eroe. You can do everybody. E ancora Celestin a dibattere con Stassi con quale sia l'esatto punto di battuta. Abito Righe in barriera. Nervi tesi comunque fra le due squadre. Dai Morana, dai! Dai che arriva il momento, dai Morana, su! Stassi o Costa? Ma io credo, lo crediamo, penso tutti che andrà il numero 9, anche perché Costa si è definitivamente allontanato dal punto di battuta. 4 uomini in barriera. Parte Stassi, potente, Barbera sul suo palo, ha calciato molto bene Stassi, è riuscita a tenerla bassa, ma Barbera arriva bene sul palo e si distende bene. Di collo pieno per Barbera, senza farsi sorprendere, ci è arrivato. Con le mani Castone. Gastone cerca la finta qui, cerca di passare, l'ottima guardia ancora, poi tocca per ultimo Gastone, palla che non esce, Rustico lo vuole tenere lui, si gira bene, cerca il movimento di Vetrano contenuto da Procida, fallo di Procida, punizione. Punizione a centrocampo per il Marsala. Flamia di testa, intervenuto fallosamente Tormina, punizione. Insieme Iannotti, non Tormina. 20 alla fine. Anelli va di testa ma va a vuoto, brutto errore, da Monte. Può ripartire Marsala che ha scoperto il Bagheria. Iannotti apre per l'arrivo di Termina che si è allargato, va al traversone, telefonato, Procida mette fuori, poi Celestin allarga dove arriva Sai a suo campo, palla tra linea ottima per Vetrano che prova ad allargarsi su Flamia che però è attentissimo, tolto Vetrano era ancora distante da Flamia, è andato subito al dribbling, Flamia concede calcio d'angolo.
andrà a battere il solito Iannotti. Pallone in mezzo, Rustico era volato, ma vola ancora di più Ferrara anche con le mani. Fiorentina prova ad andare, ma ottimo lavoro di Mammone qui. Mentre è pronto Morano. Vediamo chi darà chi lascerà il posto. Si accentra bene Iannotti. Rustico tocca all'esterno, non c'è nessuno in profondità. Costa, Anelli, Costa lungo su Stassi, Minnone, va indietro per Barbera, fuori gioco di Vetrano, comunque Flamia prende posizione, Anelli, fuori posizione, viene richiamato dal suo allenatore. Gastone, che intervento! L'arbitro fischia il fallo di prima, non chiaramente quello sul pallone, ma l'intervento in cui aveva forse spinto l'avversario. Vetrano rientra sul destro per crossare, Procida libera l'area di rigore, raccoglie Gastone. Palla lunga a cercare Fiorentino, lungo, Barbera esce. C'è a terra Gastone che ha preso un colpo. Viene Minnone, sì, che non ha brillato tanto, ha fatto una partita di sacrificio lì davanti. Entra Morana, adesso vediamo se passa a 2 punte vere il Bagheria o Morana si mette dietro Minnone. Esce Minnone, entra Gabriele Morana con la maglia numero 19 e anche lui una seconda punta. Può fare per iniziare il tiro dell'attacco. Entra Morana che si piazza secondo me leggermente dietro Stassi. Cambia anche per il Marsala. È uscito Rustico ed entra un altro attaccante perché entra l'altro 19, quindi 2 19 in campo, entra Benedetto Pulizzi. Entra Benedetto Pulizzi che non va a fare la punta ma si mette largo e adesso la punta la fa Iannotti. Da così spessa ha cambiato totalmente il Marsala. Allora io vedo Mamone più arretrato, Damonte da centrocampista accanto a Celestin e poi le punte sono diventate Vetrano e Iannotti. Pulizzi largo. Quindi Marsala cambia, Bagheria no come assetto. Stassi, forse si allarga un po' lui e Morana va più centrale. Sì, Morana trequartista. Dietro di Stassi sicuramente. Un quarto da giocare, Flamia alzi il campanile, 6 a suo campo, lo mette giù, il suo Batavi non folosamente l'ha rimessa per il Bagheria. Ancora reti bianche, non grandissime occasioni quest'oggi. Per il Marsala e una anche per il Bagheria poc'anzi, adesso con la gravità l'entità dell'occasione diventa maggiore. Flamia, poi Morana spalla a spalla, prende fallo, bravo Morana perché arriva da dietro. Go! Ma metti da po'! Bagheria vorrebbe accelerare, il Marsala glielo permette.
Procida lungo verso Stassi di testa, vola Stassi, Barbera. Anche lui in presa plastica. Era morbida e Stassi doveva cercare di imprimere molta potenza a questo colpo di testa. Al contempo ovviamente precisione. Costa cade a terra, non c'è fuori a notte. Fiorentino. Anelli di testa. Pesante, ecco, scaramucce tra Anelli e il diventato Pulizzi. Anelli ha avuto una scena di reazione. Batte Procida. Lungo a cercare Stassi che spizza, c'è Fiorentino anticipato. C'è un brutto colpo, un brutto scontro fra Fiorentino e Genesio. Si rivengono a tre entrambi e infatti arriva subito lo staff medico in campo di entrambe le squadre. Ancora a terra Fiorentino, soprattutto Genesio. Secondi che passano, meno di un quarto da giocare. Magari che si sta sforzando di trovare le occasioni giuste per far gol. Deve prendere 3 punti in questa partita per risalire la classifica, che lì davanti diventa, lì in alto diventa sempre più movimentata. Stessa cosa per la parte bassa, di Marsala non molla di un centimetro. 2 vittorie nelle ultime 2. È un pareggio in un campo difficile sicuramente. Ad ora però c'è ancora un po' da giocare. Stassi era Mamone il 93, non Genesio. Punto palla restituita a Barbera. Un paratone sul Gastone che ha evitato il gol del 1-0 al Bagheria. Finora questa in generale è l'occasione più importante della partita, col cross di Fiorentino e la volée di Gastone. Ha trovato una super parata di Barbera che sta salvando in Marsala. Rallo all'indietro a Barbera. Genesio. Rallo. Flamia di testa. Pallone cash in out. Rimessa Marsala. Arriva sempre Rallo a batterla. Anche oggi però Eliezer Bagheria si è presa autrice di una super prestazione, solida, davvero ha concesso poco. Anche Eliezer Marsala stessa cosa, 2 ottime difese. Ferrara vuole andare lungo ma colpisce male questo pallone. Celestino. Stassi contro 3, va di Rabona addirittura a cercare Fiorentino sotto gli occhi del suo allenatore. Poteva stare a giocata ma non riesce il numero 9. Questa protesta è quella rimessa invece del Marsala. Anelli prova ad andare, calcio da dietro di Damonte, cartellino giallo, fallo bruttissimo di Damonte. E poi ancora qualche scaramuccia fra Anelli e Pulizzi. Hanno unito anche il 19 Marsalese e il 6, adesso fioccano gialli, e il 6 del Bagheria, ammoniti uno dopo l'altro. Damonte per il fallo su Anelli, nettissimo, fuori da ripartenza, scommettono dietro.
Pulizzi e Anelli per la ripetizione dei scaramucci di poc'anzi. Costa, Flamia, gran palla in verticale, non era male, cerca il movimento di Gastone, ha ripreso posizione però 6 a suo campo, ottima partita, adesso ha fatto un secondo tempo più difensivo 6 a suo campo che offensivo, però ha fatto un'ottima gara. Morana riceve incontro, cerca un sombrero, poi va al cross teso, non era male, interessante per Stassi che ci crede, insegue il pallone, deve intanto darlo in campo e ci riesce, sviluppando l'azione per il Bagheria. Birzì viene dentro il campo, si appoggia su Badami che può aprire, Badami con un tocco in più da Monte con un fallo. Cambio per il Marsala, secondo. Entra in campo Carlo Rallo, la 7, esce proprio da Monte che diciamo che stava rischiando un po' perché ha preso il giallo, anzi con Anelli si era spostato in montagna di campo, aveva cambiato di campo per torsi a centrocampo e in questa fase a centrocampo si sta effettivamente soffrendo. Monte ha preso il gioco pronto a fare fallo adesso su Badami, c'erano comunque i presupposti per un altro giallo, però è aumentata l'intensità ed entra Carlo Rallo, 2 Rallo in campo adesso. Badami ha in mezzo a giro, un movimento di Stassi, poi Costa di testa, Platone, c'è Stassi, la chiusura provvidenziale di Genesio, c'era Stassi già pronto a ricevere, ma Genesio ovunque quest'oggi. Si chiude, poi rimpallo, prova a passare Pulizzi e mette in mezzo. Attento, c'è Procida che balancia un Stassi in netto fuorigioco, infatti si interessa il pallone. Fiorentino continua a correre. Badami ha messo giù Gastone con un sombrero elegante anche su 6 a suo campo, poi va in verticale per i movimenti di Fiorentino. Adesso fa più l'attaccante lui di Stassi forse. Celestini, Rallo gioca ancora sul numero 5, Tormina fa cercare Pulizzi a destra, liberato Carmelo Birzì, alimentazione Mamone, adesso abbassiamo i terzini, perde il pallone Anelli, bravo, un tocco per Fiorentino che era in ritardo sul Mamone, è stato un duello continuo fra Fiorentino e Mamone, tanti falli di questa coppia. Pressione di Morana, Rallo la butta avanti, Procida deve pulire questo pallone che vagava in aria. Procida è arrabbiatissimo con la difesa. Con le mani in Rallo, flash invece a Tormina. Lungo per Vetrano che si è mosso bene, scalcato Flamia, mentre il voto Procida, poi lontana Castoni in po' laterale. Cross in mezzo, Ferrara arriva. Birzì, numero, lascia sul posto Pulizzi, è fresco però Carlo Rallo che lo va a prendere, Provezzì non perde il pallone, Fiorentino ancora contro 2, non riesce a passare, poi Neri per fare il blocco destro, attento a un Canelli che ha ammonito, Marsala fugge da questo pressing che segue il Bagheria, riparte Mamone col cross basso, Procida, fallo però di Birzì.
Poi sta muso duro con l'arbitro. Carlo Rallin è entrato l'ultimo arrivato, diciamo, in campo a battere questa punizione. Lui in barriera sistematica Ferraro, occhio ai saltatori. Marsala con una estrema pazienza. Il chilometro segna 86. Rallo mette in mezzo, Procida arriva sempre prima di tutti e salta sempre più alti di tutti. Stassi non riesce a mettere fuori, poi sì. Mammone, vediamo se si è accontenta rimessa. Sì, si accontenta rimessa il 17 marsalese, che non ha brillato offensivamente, però ha fatto una gran partita di corsa, di sostanza e di cuore, soprattutto come tutta la formazione ospite. Virzi, Pulizzi, fuori il Marsala che spinge, Anelli, impressione su Pulizzi. Pulizzi scarica sul Mamone. Rallo. Celestino tiene pali in Marsala con pazienza, senza rischiare la giocata, tenendola. Morana di testa cerca Stassi che prolunga per Fiorentino, che ha la gamba per andare. Genesio lo abbraccia falosamente punizione. E Genesio viene ammonito. Ammonito anche il capitano del Marsala. Ultimi minuti di partita. Badami sul pallone. Badami sul secondo palo, troppo lungo per tutti. L'ultimo secondo palo che poteva arrivare alla Procida, mentre Barbera fa molta scena buttandosi per la sua parte per terra. Costa vince il duello con Vetrano, spedisce più in avanti, il Rallo non buca. Vetrano scappa per le spalle di Costa, ma c'è copertura di Procida. Fiorentino falla fuori il Bagheria. Costa e spinge in Bagheria per questo finale. Virzi non passa su Pulizia, Anelli deve irrompere, fa il lavoro di rottura, lo fa Tormina. Pulizzi sposta e salta Virzi, lo butta a terra. Punizione. È giallo anche per Virzi, adesso sale vertiginosamente il conteggio di Amorito. Sventaglia sul secondo palo, Flamia lascia sfilare anche Gastone. Qualche brivido alla palla scina. 4 minuti solo, il portiere è stato a te. 4 di recupero. 4 di recupero. Perfetta puntualità. Cosa abbiamo detto? 4 minuti solo, il portiere che sta a te. Stassi. Quindi corre il primo dei 4 minuti di recupero. Ancora Barbera che prende tempo. Mamone. Pressing di Stassi che ci mette il piede, non c'è fallo. Anelli. Virzi di testa. Celestino.
campanile, Costa di testa. Va bene, rimessa a trave. Stassi, sgambettato, ma una punizione. L'ha agganciato. Prende un fallo importante, Stassi, punizione Bagheria, che nonostante una prestazione non brillante ha ancora qualche possibilità, poche però, di provare a vincere la partita contro un Marsala che per il lavoro che doveva fare, per la partita che doveva venire a fare qui, è stato impeccabile. Badami sul secondo palo, Barbera disturbato da Gastone. Barbera arriva prima, fa in attacco, carica sul portiere. Procida scappa via e si può permettere di lasciare il pallone a Ferrara, che andrà lungo. Rinvio non perfetto su cui arriva Morano. Controllo così, poi anelli di testa, Morano vuole un fallo. Badami ha provato a mandare questo pallone in avanti. Uscita di Ferrara, non pulita, specie in tribuna. Rimessa Marsala, anch'essa con l'ultima forza. Costa contiene benissimo Vetrano, che non riesce a portare a casa. No, lo porta a casa calciando, ancora Costa furioso. Vetrano bravo, sostanzioso qui, riesce a guadagnare il massimo di situazione. Corre l'ultimo dei 4 minuti di recupero. Rallo batte il corner, l'ho prolungato, poi Proce non riesce a allontanare. Morana sì, quello che vagava in aria pericolosamente. Allontana Mamone lunghissimo. Fiorentino vorrebbe accelerare facendo salire il pallone. Ci indireggia di qualche metro. Ora Costa alla battuta, probabilmente ultima azione della partita. Vuole averci il Bagheria. Morana per controllo, lungo per Fiorentino, di testa. Anelli, arriva il fischio all'arbitro. Appena scuoti 4 finisce 0-0. Non una bellissima partita. Il Bagheria che non è riuscito a esprimere il suo miglior gioco. Il Marsala che si conferma una squadra super fastidiosa e che vuole definitivamente uscire dall'ultima zona di classifica, la zona bassa, e strappa un pareggio a un Bagheria non perfetto. Finisce 0-0. Un grazie da Federico Aldarella, amici Sport Sicily, alla prossima.